dalla seconda guerra mondiale. In tutti i paesi dell'Asia usciti dalla fase acuta dell'emergenza Covid-19, ora gli sforzi si concentrano sui contagi importati dall'estero. La corrispondente Giovanna Botteri. Wuhan rinasce, ricomincia a vivere, le strade deserte per quasi 2 mesi e mezzo si rianimano, la gente esce di casa, passeggia. Ma le ferite sono ancora evidenti, come in un difficile dopoguerra. Barricate attraverso cui passare la spesa, da oltrepassare in ogni marciapiede. Mascherine per proteggersi dal timore che ancora il pericolo non sia completamente passato. Perché oggi la Cina inizia un'altra guerra. Il nemico è lo stesso, da gennaio, il coronavirus, ma ora bisogna scovarlo e debellarlo laddove si nasconde. Invisibile a tutti, impossibile da scoprire. Gli asintomatici, portatori sani, che non presentano alcun segno, ma sono, dicono i ricercatori cinesi, contagiosissimi. Spesso sono contagi di ritorno che arrivano da fuori senza che nessuno abbia potuto intercettarli, lo stesso modo con cui sono usciti da Hubei a gennaio. La pandemia in Asia è lontana dall'essere risolta, mette in guardia